Prima di darvi un inquadramento faccio anche una battuta, nel senso che ho colto positivamente gli stimoli di tutti quanti mi hanno preceduto, in particolare uno che poneva giustamente enfasi sul tema della crisi demografica. Tu, Tiziano, giustamente ti chiedevi cosa sta facendo Veneto Sviluppo. Io dico, io intanto ho fatto 3 figli, se serve ne farò altri. Quindi fatemi sapere, insomma, al limite mi darò da fare. A parte questa battuta, Veneto Sviluppo ovviamente non fa figli, ma fa progetti di sviluppo, di sostegno alla crescita delle imprese del territorio. Come tutto il mondo, anche la finanziaria della regione, tra l'altro qui in Veneto abbiamo dei tratti di peculiarità che ci distinguono sotto certi profili dalle altre finanziarie regionali, non fosse altro per quello che riguarda la compagine sociale. Qui, a differenza ad esempio della vicina Fillombarda, la partecipazione societaria della regione del Veneto è limitata al 50%, quindi una partecipazione preponderante, importante, maggioritaria, ma non esclusiva. Quindi questo sta a significare che già la genesi della finanza regionale esplicita una collaborazione, un partenariato tra il pubblico e il privato. Il restante 49% infatti è rappresentato dai principali player del sistema bancario nazionale, da Unicredit, Intesa, BNL e via discorrendo. Dicevo, il mondo è cambiato per tutti e evidentemente anche noi ci siamo posti tanti interrogativi e uno fra tutti quello che riguardava il corretto riposizionamento della finanziaria nel contesto attuale, peraltro molto aggravato dall'attuale crisi pandemica, e quali fossero le traiettorie che ci potessero consentire di lanciare, di essere anche noi un po' innovativi, proponendo degli strumenti finanziari a misura, un po' più a misura della dimensione caratterizzante il tessuto imprenditoriale del Veneto, che è la piccola e media impresa. Per questa ragione dal 2015 Veneto Sviluppo ha deciso, e secondo me io sono stato uno dei fautori e sono ancora più convinto oggi più che mai della bontà della scelta allora fatta, abbiamo acquisito dapprima il 51%, poi il restante 49% di una SGR che si chiama FVS SGR. L'intento era proprio quello di esportare su un veicolo societario dedicato, una SGR, quindi una società patentata e autorizzata dalle authority di mercato Consob e Banca d'Italia a raccogliere risparmio. Veneto Sviluppo aveva già un consolidato track record di un'expertise maturato nel settore degli investimenti nel capitale di rischio, soprattutto come investitore di minoranza. Però ci siamo fortemente resi conto che per farlo in modo più strutturato, fair, sull'economia reale, mi verrebbe da dire in modo leale, bisognava accettare la sfida del mercato e quindi proporci facendo nostre tutte quelle che sono le prerogative e i ragionamenti che tutti gli investitori di mercato fanno per selezionare un potenziale gestore. Questo l'abbiamo fatto, siamo partiti dopo averne acquisito, diciamo, le quote societarie, abbiamo lanciato una prima nostra piattaforma di investimento che si chiama Fondo Sviluppo PMI. Ovviamente io non posso negare, siamo partiti dal punto di vista della reputazione, della nostra riconoscibilità ampia a livello di mercato, siamo partiti dal sottoscala, questo vi dico la verità, cioè dovevamo costruirci una credibilità per quanto noi avessimo una grande esperienza di investimenti diretti fatti col patrimonio esclusivo della finanziaria. Farlo con risparmi di terzi era una grande sfida per noi. Siamo partiti con questo primo fondo da 50 milioni di euro, innegabilmente la raccolta era una joint venture tra le due finanziarie, peraltro, tra Veneto Sviluppo e la Friulia, i cugini del Friuli, e in quello strumento sono state dedicate su quei 50 milioni 31 milioni da apporti, da conferimenti e sottoscrizioni dalle due finanziarie regionali, dopodiché il fondo pensione che ha parlato prima di me, insomma non dico niente di misterioso perché era tracciato in una slide prima rappresentata, ci ha dato fiducia. Per me tra l'altro è motivo di grande spinta e stimolo, perché ho letto in quella slide e effettivamente mi è rimasto ancora più impresso che il primo investimento nel mondo degli investimenti alternativi del private equity fatto dal Fondo Pensione Solidarietà Veneta, da quanto ho letto da quella slide, è stato fatto su di noi, per cui essere stati la cavia e spero, diciamo, aver fatto un certo tipo di lavoro insieme in questi 5 anni e mezzo, 6,
è stato uno stimolo e lo è ancora oggi più che mai, e lo sarà sicuramente finché condurremo e condurrò col team questa bella avventura. Come sta andando l'avventura? Penso bene, nel senso che abbiamo completato il periodo di investimento. Noi siamo effettivamente un catalizzatore di risorse che investiamo direttamente con una gestione attiva e proattiva, ancorché da investitori di minoranza, quindi non andiamo a prenderci le prerogative dell'imprenditore. Noi assecondiamo i progetti di impresa più credibili per accelerarne la crescita. Quando lo facciamo siamo molto partecipi nell'attività delle aziende, abbiamo fatto 8 investimenti, chiuso il periodo di investimento sul finire del 2020, abbiamo già realizzato 3 exit e devo dire che ad oggi, a ieri, anzi perché abbiamo fatto un meeting del CDA della SGR, io tra l'altro sono direttore oltre che della finanziaria regionale anche della SGR, con questi 3 exit abbiamo già restituito largo circa il 46% del capitale richiamato, che è quasi completato. Quindi sono soddisfatto, ma chiaramente non mi lusingo, cioè noi come tutti dobbiamo darci dei traguardi, dei target significativi, però insomma penso che almeno fino ad oggi stiamo ripagando almeno in parte per quello che è stato fatto per ora, la fiducia enorme che ci è stata data. E questo innegabilmente, come per tutti i soggetti che accettano, e noi le abbiamo accettate dopo, ma stiamo progredendo, le regole del mercato, è anche il trampolino che crea le premesse per fare gli step successivi del percorso di crescita e di sviluppo della nostra operatività, sempre sul mercato. Quindi abbiamo lanciato il fondo sviluppo PMI 2, siamo tuttora nella fase di fundraising, quindi siamo in piena fase di raccolta, abbiamo raggiunto la prima milestone, abbiamo fatto il primo closing, il target di raccolta è di 75 milioni di euro, devo dirvi, lo dico in modo molto esplicito, non ho niente da nascondere, e qui mi sono giocato e mi sto giocando l'osso del collo, nel senso che giustamente, mentre come era corretto che fosse, quando abbiamo raccolto e lanciato la prima piattaforma di investimento, il primo fondo sviluppo PMI, la raccolta, e quindi i sottoscrittori erano prevalentemente captive, di quei 50 milioni, ben 31 milioni di euro erano stati sottoscritti dalle finanziarie regionali promotrici. Ora con questa seconda avventura ho anch'io volutamente delimitato, contingentato, ringrazierò a vita la fiducia che ha riposto su di noi la finanziaria, della quale sono il direttore, ma ho ritenuto corretto che si contingentasse il commitment, quindi l'apporto in adesione diretto dalla finanziaria regionale del Veneto, di Veneto Sviluppo, a 20 milioni circa, perché se abbiamo fatto un po' di strada, se tutto sommato ci stiamo facendo riconoscere e stiamo crescendo, è giusto che seguiamo in tutto e per tutto le regole del mercato, e quindi l'ambizione, l'obiettivo che ci siamo dati è andare prevalentemente a raccogliere da terzi risparmiatori. Con grande soddisfazione vi dico che ha aderito a questo fondo anche un fondo pensione nazionale, e per me è una soddisfazione enorme, soprattutto perché insomma, un conto è giocare la partita in casa tra le mura amiche, un conto è andare fuori casa e dimostrare e raccogliere fiducia anche altrove. È scontato per tutti, per noi che stiamo progredendo e crescendo con i numeri, con i risultati, devo dire è una soddisfazione. Teniamo sempre i piedini per terra, però insomma le cose, devo dire, stanno andando bene. Abbiamo quindi fatto il primo closing, abbiamo già una prima target, una prima iniziativa molto interessante nel settore alimentare qui in Veneto, che secondo noi merita di essere accompagnata, e verosimilmente nel giro di poche settimane dovremo andare a chiudere la partita e quindi a iniettare la liquidità in questo bel progetto di impresa. E quali sono gli elementi che ci ancorano fortemente al legame con l'economia reale in modo leale, come si diceva? Noi chiaramente, tutti i soggetti che fanno il mio mestiere, giustamente espongono i propri elementi distintivi, si dichiarano diversi. Dove noi, e quindi lo dichiaro io, penso possiamo essere effettivamente particolari, è che noi siamo veramente a chilometro zero, noi siamo dei frequentatori seriali delle aziende e abbiamo la fortuna, essendo così, diciamo, ravvicinati in termini di distanza alle aziende che frequentiamo, sulle quali decidiamo di giocare delle partite insieme di sviluppo, siamo molto attivi
siamo a fianco dell'azienda e cerchiamo di essere presenti in tutto e per tutto, ancorché il nostro ruolo è comunque quello dell'investitore di minoranza. Un esempio, giusto per qualificarne uno, è il caso di un'azienda, di una partecipata del primo fondo, del fondo sviluppo PMI 1. Qui è un'azienda di Padova nella quale la partecipazione acquisita è un'azienda che tra l'altro sta molto ben performando, abbiamo il 40% del capitale della società. Purtroppo l'anno scorso, causa Covid, il fondatore dell'azienda è mancato, quindi purtroppo è stata noi viviamo i progetti di impresa frequentando le aziende, ma anche le famiglie, le loro case, perché l'azienda qui in Veneto è la casa dell'imprenditore, è una propagine della sua casa. Quindi il fatto che sia mancato per questa pandemia il fondatore ci ha scosso enormemente e ci ha dato un impulso reattivo fortissimo, al punto che abbiamo deciso di dedicare a lui un'emissione velocissima, straordinaria di un bond, perché abbiamo come Veneto Sviluppo anche la gestione di un fondo di private debt, si chiama Fondo Veneto Mini Bond, e devo dire straordinaria anche la partecipazione del sistema Veneto, perché con poche telefonate abbiamo raccolto più di 6 milioni di euro, quindi più di quello che era il book che ci andavamo prefigurando come target di raccolte, e l'abbiamo dedicato a lui. Quindi noi siamo investitori di territorio, riteniamo che sia corretto che il processo di crescita dove andiamo a innestarci abbia degli elementi che vadano ancora più a radicare l'azienda. Non siamo impositivi, non abbiamo la velleità né tantomeno la forza di imporci sulle imprese. Non possiamo dire all'imprenditore che magari vuole vendere il 100% dell'azienda a un fondo estero piuttosto che a una multinazionale di non farlo. Sicuramente siamo propositivi e talvolta ci riesce anche a convincere l'imprenditore che magari c'è l'opportunità di creare più valore per lui e per la sua famiglia facendo un pezzo di strada laddove magari la prima generazione è arrivata al classico asintoto, cioè non riesce a sfondare il livello della crescita e si ricongegna, diciamo, l'assetto proprietario, facendo magari entrare i manager piuttosto che creando un vero percorso di passaggio generazionale, magari si crea quella nuova area, quella nuova equazione che porta al superamento della barriera, diciamo, limitante della crescita dell'azienda. Questo proprio in estrema sintesi quello che siamo, quello che stiamo facendo. Vi ripeto, siamo con grandissimo entusiasmo nel pieno della raccolta del secondo fondo, target 75 milioni, non nego che io lo reputo, alla luce di quello che abbiamo sinora raccolto, un target alla nostra portata. È innegabile che mi piacerebbe arrivare ben al di sopra dei 75 milioni e non alludo ovviamente a quota 100 perché io non sono politico, nel senso che quota 100 per me è un target di raccolta e avrebbe un significato, la triplice cifra, un significato molto importante in termini di dotazione reale da reinvestire e reintrodurre nell'economia reale. Questo proprio per sommissimi capi, quello che è Veneto Sviluppo e quello che è, diciamo, il suo diamante nella strategia di sviluppo degli strumenti di investimento alternativi. La strada è lunga, la sfida la vogliamo giocare tutta, il team è giovane, molto motivato, stiamo crescendo anche con nuove figure giovani che stiamo inserendo e penso che saremo in grado di dare soddisfazioni a chi ce l'ha.